Prima il Covid, ora il caro bollette. Il rincaro dei prezzi e dei carburanti sta mettendo a dura prova la tenuta economica delle famiglie, in particolar modo di quelle che si trovano nella condizione di povertà energetica, che non riescono quindi a pagare le bollette. Secondo l'elaborazione dell'ufficio studi della CGA, sui dati del rapporto OIPE 2021, si stima che in Italia ci siano 4 milioni di nuclei in difficoltà. In Veneto la frequenza di povertà energetica oscilla tra il 6 e il 10%. Quindi rientrano in questa fascia di vulnerabilità un numero minimo di 125.000 fino a un massimo di 208.500 circa. Famiglie che si trovano nella impossibilità di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici: riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, utilizzo di elettrodomestici. Vista la scarsa disponibilità economica, spesso questi nuclei sono costretti a scegliere: o si mette assieme il pranzo con la cena o si pagano le bollette. In linea generale, i nuclei più a rischio sono quelli con un elevato numero di componenti, vivono in affitto o in abitazioni di proprietà non più recenti, il capofamiglia è giovane, spesso indigento e immigrato, e le province più a rischio sono Padova e Verona, da 23.000 a 39.000 nuclei familiari a rischio. Seguono Venezia, Treviso, Vicenza, Rovigo e Belluno. Ricordando che dall'avvento del Covid fino al gennaio di quest'anno il numero degli occupati italiani tra lavoratori indipendenti è sceso di 185.000 unità, si può affermare con buona approssimazione, prosegue la CGA, che anche per quanto riguarda la povertà energetica, in questi ultimi 2 anni, i nuclei dove il capofamiglia è un autonomo, la situazione è peggiorata in misura maggiore che fra le realtà dei lavoratori dipendenti. Se vogliamo dare veramente una mano a queste realtà, c'è solo una cosa da fare: mettere un tetto agli aumenti delle bollette di luce e gas, così come hanno già fatto temporaneamente altri paesi europei.